Un buco enorme che oggi sembra un dente cariato, simbolo della tragedia accaduta un mese fa sulla Marmolada, il cui ghiacciaio continua ad essere sorvegliato speciale. È impressionante veramente, perché vediamo proprio che la natura si sta modificando tanto. È qualcosa di brutto, nel senso, io poi sono sciatore e in effetti quanti ghiacciai hanno questi problemi che si sciolgono, poi si staccano, insomma è un problema. C'è un elicottero che si alza in volo attorno a mezzogiorno dopo l'ennesima mattinata di ricerche di ulteriori reperti di quella domenica terribile, difficile da dimenticare, tanto più da comprendere. Una cosa indescrivibile, veramente, sì. Non so come potranno dimenticare una cosa del genere. L'attenzione resta massima. Il 17 luglio si è palesato un nuovo crepaccio sulla destra orografica del massiccio, della larghezza di circa 200 metri per uno spessore fra i 25 e i 35 metri, segnale che la distesa di ghiaccio resta instabile, perciò tutta l'area resta interdetta. Ci sono le ordinanze del comune di Canazei che bloccano il transito verso la strada del Lungolago e il sentiero che conduce a Capanna Ghiacciaio. Un mese dopo la tragedia, qui si patisce moltissimo, soprattutto patiscono le attività economiche che da un mese a questa parte lamentano delle perdite che si aggirano attorno al 50%. C'è stato un bruschissimo calo nella prima settimana, che ovviamente ci sta anche, però poi appunto diciamo la metà rispetto a una stagione normale, no? E che io tra quelli della zona sono ancora forse un po' il più fortunato perché sono vicino alla diga. Insomma è un bel casino in stagione, perché noi lavoriamo principalmente con luglio e agosto. Da una prima lettura delle ordinanze di Canazei sembra che la Marmolada sia totalmente chiusa e infatti non ci sono più i turisti che ogni anno, numerosissimi e da ogni parte del mondo, affollavano le terre alte bellunesi. La Marmolada ha una circonferenza di oltre 40 km, è grande, parte a Malgacciapela e arriva fino a Canazei, tutta Marmolada. È tutto aperto fuorché la parte del ghiacciaio. Gira desolatamente a vuoto la seggiovia che porta al Passo Padon, che è aperto, come è aperta Malgacciapela, la sua funivia, la strada del Fedaia e tutte le attività di ristorazione e ricettive, malghe comprese. È vero che potrebbe aggirarsi attorno al 50% la perdita rispetto all'anno scorso? Io credo che sia al 50%, penso che anche la stessa funivia si avvicini a quelle percentuali là.